Allora, ciao! Oggi inizio questo vlog da qui, da Piazza Castelfranco, che volevo andare a pagare il viaggio per la Puglia e, e volevo anche chiedere di prenotare il trasporto da casa a Treviso. Adesso vediamo, ma quello di solito me lo fanno prenotare 8 giorni prima della partenza, forse adesso probabilmente è anche presto. Poi per oggi, visto che era freschetto, sono riuscita a truccarmi con la I'm in My Birthday Suite di Mulak. Allora sugli occhi ho fatto questo e sulle labbra ho sempre lì My Birthday Suite di Mulak, però il rossetto è opaco. Io sopra ci ho messo un po' di lucido, visto che siamo in stagione estiva, un po' di lucido me lo vedo anche bene. Bene, adesso scendo, vado in agenzia e vado anche a prendermi 1 chilo di gelato. Di qua ho preso il chilo di gelato, mentre di qua mi sto pappando una granatina che l'ho presa ai 3 gusti, fragola, limone e menta. Però vi devo dire che menta non è che mi piaccia molto, fragola e limone li avevo già assaggiati. Questa volta ho voluto aggiungerci un po' di menta, ma non è molto buona. Un pacco di quelli che avevo in giro è arrivato dal sito di Luca Fantastico. Ho voluto provare del marchio Saint-Tropez questo autoabbronzante in mousse e mi sono fatta arrivare anche il guanto. Attualmente io quando ho fatto l'ordine, che era il lunedì scorso, c'erano gli sconti del 20%. Io praticamente di questi 2 prodotti ho risparmiato 8 euro e qualcosa, per cui non so se volete darci un'occhiata, se ci sono ancora gli sconti del 20%, risparmiate qualcosa. Per cui questo è uno degli acquisti che ho fatto. Poi questa mattina ho fatto un altro acquisto sempre dal sito Amazon, però per il fatto che questo marchio Lancaster sia venduto da Sephora che da Douglas non l'ho trovato in negozio e quindi l'ho preso dal sito Amazon e ne ho prese 2 confezioni e dovrei averlo pagato anche meno di quando lo prendo da Douglas. Oggi sono 27 gradi, ma c'è afa, cioè si suda solo a fare un passo. E sono appena passata dall'estetista per prenotare, farmi anche le sopracciglia prima di partire per le ferie. Praticamente, allora, ho prenotato il giorno 24 luglio, mi faccio le sopracciglia e il 25 mi faccio le ciglia, così poi per il mese di agosto l'estetista non mi vede più. Adesso vado a farmi un po' di spesa, perché io avevo preso come bibite la Pepsi, l'oransoda e il chinotto, però l'oransoda è quella che è andata più bevuta, per cui devo andarla a riprendere. Vi faccio vedere la spesa che mi sono fatta. Ho preso questo formaggio che si chiama Crucolo Trentino, manzo all'inglese, in altre parole roast beef, dei tomini, questo è pecorino stagionato, neve del grappa, qui la solita acqua, insalata di riso già fatta dal supermercato, 2 burattine piccole, poi dentro qui c'ho il lattughino, la valeriana, l'oransona, un vasetto di maionese che sarebbe salsa tonnata, perché diciamo che qui mangiamo di più quella con dentro il tonno che quella normale. E questa è tutta la mia spesa. Questa mattina ho fatto le corse. Ieri giornata al mare, si stava benissimo, c'era la temperatura quella giusta che si riusciva a stare sotto il sole. C'erano quei 26 gradi e mezzo ventilato, per cui si stava benissimo sotto il sole. Questa mattina ho fatto i giri velocemente perché ho un pacco di Amazon in arrivo, almeno mi hanno mandato l'email che il pacco è in arrivo. E però allo stesso tempo volevo spedire il giveaway, il pacco del giveaway, per cui ho fatto velocemente, sono riuscita ad andare in posta tra le prime alle 8:30 e sono riuscita a spedire il pacco, per cui anche quel pacco è a posto.
Mi credete che sono 5 minuti che sono arrivate, adesso ho suonato il corriere, mai arrivati così presto perché di solito arrivano dopo le 10, per la consegna del pacco Amazon, che ho preso i due autoabbronzanti, sono uguali, visto che per arrivare ai 29 euro e avere le spese di spedizione gratis non sapevo cosa prendere, visto che lo uso ne ho preso due, anche perché in questo periodo estivo ne faccio un uso più accentuato rispetto al periodo invernale. Comunque vedete com'è impacchettato, cioè niente che fermi i pacchi, va bene che queste confezioni non hanno paura, però era impacchettato così. Visto che era presto, il corriere è passato super presto e sono uscita per andare da Golden Point e andare un'occhiata ai costumini, perché io ho guardato i costumi degli anni passati se mi vanno tutti bene, giusto per andare al mare 8 giorni per cambiarsene uno al giorno. Va bene che potrei lavarne uno e riutilizzarlo dal giorno dopo, però vediamo, però comunque visto che è in periodo di sconti ho deciso di fare un giro e vedere se trovavo un costumino che poteva piacermi e ne ho trovato uno, poi ve lo faccio vedere, è di questa tonalità così, comunque poi ve lo faccio sulla prossima clip, ve lo faccio vedere meglio. Ed ecco il costumino, l'ho preso di queste sfumature sull'azzurro con un po' di paillettes, come al solito prendo a fascia con questo qui che è il modello che mi trovo meglio ad usare, e queste sono le mutandine, anche queste qui non sono troppo basse come piacciono a me, ed è fatta sempre con questa sfumatura fatto così. In aggiunta, visto che c'erano gli sconti, visto che mi piaceva anche com'è fatta, ho preso questa gonna barra vestito, perché questo si può mettere alla vita e utilizzarlo come gonna, oppure alzarlo fin sotto il seno fin sopra il seno ed utilizzarlo come copricostume. Ed è così, ed è fatto, la fantasia è sempre su questo azzurrino. Mi piace il taglio sul davanti più corto e sul dietro più lungo. L'ho provato e sia come gonna che come vestito mi va bene. Come gonna la parte dietro, questa più lunga, mi arriva giusto un po' dalle caviglie, diciamo, un po' più sotto delle caviglie, mentre da vestito è tutto più corto e va benissimo, e lo trovo anche super comodo da togliere e da mettere. Ed eccomi qui nel mio giretto. Oggi volevo andare a prendere il giornale TV Series e Canzoni per la prossima settimana, poi volevo passare da Acqua e Sapone o da Tiota, visto che sono di qua faccio Acqua e Sapone, per prendere il deodorante della Sauber, e ho anche un ammorbidente adesso che ci penso, e poi volevo prendere 1 chilo di gelato. E poi volevo dirvi una cosa che mi è successa, che io vi sconsiglio di utilizzare il sito della Kiehl's. Per la prima volta, visto che io ho il negozio a Treviso, però Davide utilizza le saponette, visto che il 6 luglio erano iniziati gli sconti, per la paura di rimanere senza, io ci ho fatto un ordine per la prima volta sul sito. Già siamo partiti male perché la carta di credito non mi passava, ho dovuto pagare con PayPal. Ho detto provo questo PayPal, vediamo come funziona, e il pagamento è riuscito. E poi mi è arrivata un'email che l'ordine, cioè, come si dice, che la non c'è, che la conferma dell'ordine è arrivata, che nei prossimi giorni riceverò un'email che il pacco viene spedito e bla bla bla. E io aspetto, passano 8 giorni, non ricevo nessuna email che il pacco viene spedito. Mando un'email al sito Kiehl's per chiedere informazioni di dove è finito il mio ordine, visto che il numero dell'ordine ce l'avevo. Mi risponde un'email che ci sono delle complicazioni di sistema e che il mio ordine è stato annullato.
Poi non convinta, ho detto, beh, questo è successo ieri. Questa mattina ho pensato, provo a chiamarli anche per telefono, perché sulla cronologia dei miei ordini si continua ad indicare che l'ordine è in elaborazione. Perché ho detto, ma perché se mi è arrivata un'email che l'ordine è stato annullato, che mi verranno restituiti i soldi, continuo a vedere che l'ordine è in elaborazione nella mia cronologia degli ordini? Allora questa mattina ho telefonato. Per telefono mi ha risposto sempre la stessa ragazza che mi ha mandato l'email, perché aveva lo stesso nome, e poi lei, parlando, si è ricordata di me e mi ha detto: sì, ieri ti ho mandato un'email. E ho detto sì, ma volevo essere sicura di capire cosa è successo. E mi ha ripetuto il discorso: ci sono stati dei disguidi nel sistema e il mio ordine non è andato a buon fine. Ma allora perché mi è arrivata l'email che l'ordine era andato a buon fine, che prossimamente avrei ricevuto un'email che l'ordine è stato spedito e tutto quello che di solito si fa negli ordini? Beh, comunque il mio ordine è stato annullato e adesso devo aspettare che mi ritornino i soldi sulla carta o PayPal. Adesso non lo so, perché è la prima volta che pago con PayPal, per cui non lo so come vada a finire. E così, per cui io ve lo sconsiglio come sito, perché già che la carta di credito non mi passasse, un po' di dubbio mi era venuto, ma ho detto, visto che ho aperto il conto PayPal per via del cashback, che mi ritornano dei soldi indietro, perché io non so se conoscete quei siti che acquistando via internet vi ridanno indietro dei soldi. Io li utilizzo questi siti, casomai eventualmente più avanti ve ne parlerò su un video a parte di questi siti cashback. E praticamente ho detto, beh, provo anche a pagare con PayPal, vediamo cosa succede. Comunque il mio ordine non è andato a buon fine. Per il mio primo acquisto mi è andata storta, ed è meglio. Cioè, io adesso, per dirvi, le stesse saponette sono andata ieri a Treviso e le ho riprese in negozio. Ho spiegato alla ragazza del negozio cosa mi è successo, anche lei mi ha consigliato, prova a chiamare. Non le ho detto che avevo già spedito un'email. Poi questa mattina, volendo altre saponette, visto che sono in offerta, e le ho acquistate dal sito di Pinalli, che con 25 euro già ti danno le spese di spedizione gratis. Ne ho prese 3 saponette. Adesso vediamo con Pinalli come va a finire, però per il momento è tutto a posto, non ci sono complicazioni varie. E anche con Pinalli ho potuto usufruire del cashback, perché è inutile che la Kills faccia il cashback alto rispetto ad altri siti, lo fa più alto se poi non ti permette di acquistare. Non lo so, perché io ci sono rimasta male che il mio ordine sia stato annullato. Adesso vediamo se mi ritornano i soldi, com'è, perché non lo so sinceramente. Bene, vado a prendermi il giornale. Allora, questo è TV Sorrisi e Canzoni. Sono andata da Acqua e Sapone e mi hanno dato il dépliant degli sconti di questo mese e ho preso queste 3 cose: il Salva Slip, il deodorante Sauber. Ne ho presi 2 perché per le ferie volevo portarmene via uno intero, visto che più o meno tra 15 giorni devo iniziare a preparare la valigia. Intanto questo l'ho preso. E poi ho preso un ammorbidente dei Tesori d'Oriente. Di qua non ve lo apro perché credo che si stia già sciogliendo. Ho preso 1 chilo di gelato. Questa è la coppettina che mi sono mangiata io. E beh, sulle labbra ho su il rossetto della collezione Kiko Ocean Feel, il numero 04. L'ho messo senza matita questa volta, e un po' mangiando il gelato, come vedete, mi è andato via. Io adesso per questo vlog vi saluto qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!